io mi riferisco alle ragazze, ma poi se c'è qualche maschio che ha voluto mai fare a botte ma lo voleva fare con stile, si è mai chiesto cosa potesse utilizzare per fare a pugni. Se siete dei grezzi, poi vi buttate così. Se invece siete le persone fini, fate le persone fini, dovete farlo proprio con classe. Proprio tu lo guardi e lui ti guarda. Tu lo guardi e gli scatti. Esattamente questo dovete fare. Però le ragazze hanno un piccolo problema. Quello di essere qualche volta un pochino più basse, un pochino più magre, molto più belle. Esattamente questo. Quindi io vi voglio fare vedere qualche mossa e qualche calcio che possibilmente potreste usare, ma io spero che non lo usiate mai, se non per voler scattiare, però sto giocando, a qualcuno che vi dà fastidio. Cosa devi scattiare? Scattiare? Ok. Praticamente c'è un grezzo, un truccio, come lo chiamate da voi, che vi vede, sì vabbè, però lei è più bella, e voi siete praticamente in tacchi, con la gonna, pure maschi se vi volete immedesimare nel fatto, siete in tacchi, in gonna e in top. Allora uno si ricampa da voi e vi viene da voi e dice: ehi bella, voi, ma vai via. Quello allora che cosa vi fa? Vi prende. Allora voi che fate? Oltre a guardarlo negli occhi e perdervi nel suo blu intenso, voi che fate? Togliete la mano, se volete lo buttate a terra, colpite il viso e vi girate. A un certo punto allora, dopo che avete la mano sotto controllo, colpite e girate. Anche la vivo così. Cosa del genere. Allora, voi non sapete che fare. Allora che fate? Chiedete, lo lasciate, girate, colpite, poi vi allontanate se volete e andate coi calci. Calcio quanto? Tacchi! Sì, Il tizio la molla al collo. Blocchi! Dai bello cazzotto, prendi, faccio così e butti a terra. Poi